Sarà Federica Moro la madrina dell'8ª edizione di Sapore di Sale, l'evento benefico a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica che si terrà venerdì 8 giugno al Carillon di Paragi, a Santa Margherita Ligure, con una lotteria e un'asta benefiche che metteranno in palio oggetti di grande valore. L'evento di gala benefico, organizzato come ogni anno dalla fondazione di cui è vicepresidente testimonial Matteo Marzotto, è patrocinato dalla provincia di Genova e dal comune di Santa Margherita Ligure e quest'anno sostiene lo stesso progetto di ricerca dell'anno scorso, Colture Primarie, che intende far nascere un servizio nazionale per le colture primarie, che fungerà da collettore nazionale del materiale biologico indispensabile a una ricerca scientifica di alta qualità sulla fibrosi cistica. Anche quest'anno adottiamo lo stesso progetto di ricerca dell'anno scorso all'interno del Gaslini, curato dal professor Gaglietta. È un progetto molto importante, da 200.000 euro. Nello scorso anno, tra varie attività, ne sono stati finanziati solo 100.000. Dobbiamo, con questo evento e altri eventi, riuscire a raccogliere i fondi per finalizzarlo totalmente e quindi arrivare a un'adozione totale. Alla raccolta di fondi contribuisce anche l'evento Sapore di Sale, soprattutto attraverso l'asta, ma anche attraverso la lotteria. I biglietti costano 5 euro, e le iscrizioni alla serata di gala, che comprende aperitivo open bar e cena a 110 euro. I biglietti per Sapore di Sale sono acquistabili in prevendita tramite bonifico oppure nei punti di prevendita. Alla serata, riservata ad un numero limitato di 200 persone, sono stati invitati artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, della moda e dello sport. Presenterà, come di consueto, il giornalista conduttore Roberto Lasia dal Polo. I premi di maggior valore saranno oggetto di un'asta di beneficenza, a cura della casa d'aste Van Nenes. Ci sono dei premi molto belli, tra cui un orologio della IVC, che ha un valore di 7.500 euro di prezzo al pubblico. Ci sono un paio di orecchini pendenti in oro bianco e diamanti offerti dalla Gismondi. C'è un abito di Missoni da donna, un abito da uomo su misura di Roberto Biagini, che chi lo prenderà all'asta potrà andare in uno dei suoi vari negozi e farselo fare. Poi abbiamo una giornata sulla barca Chris Craft offerta da Fingermol a Portofino. Poi abbiamo dei premi che sono donati da Genoa e Sampdoria, che sono delle maglie autografate da loro calciatori. Altri premi sono invece messi in palio dalla lotteria. Fra quelli più singolari, una giornata di golf con la campionessa italiana Germana Zanardi, una consulenza di immagine di Chiara Farsaci, con servizio di personal shopper per un giorno, e una prova auto su ghiaccio presso la pista Snow Ice di Cortina, donata da Franco Munari.